Il Matera per gettare le basi per l'anno prossimo, il Frosinone per ingrandire quel piccolo spiraglio. Amici della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio e benvenuti al Pipe. Un saluto da Matteo Bonacorsi, va in scena la 30ª ed ultima giornata di campionato. È Matera Frosinone con riflettori puntati non solo su questa partita ma anche a Palermo per seguire Palermo Trastevere e occhi anche a Villarica per Villarica Roma Calcio Femminile, perché qui bisogna fare un po' d'ordine per quanto riguarda il girone C. C'è il Trastevere a quota 67 punti e Roma Frosinone a quota 64. Il Frosinone deve sperare di una sconfitta del Trastevere e di una non vittoria della Roma Calcio Femminile, e ovviamente di un successo qui al Pipe contro il Matera per raggiungere quota 67 il Trastevere e dunque andarsi a giocare lo spareggio. Andiamo a vedere appunto la classifica: Trastevere, Roma, Frosinone, Gelbison a quota 62, Matera 46, Palermo e Salernitana 41, Villarica 40, Grifone Gialloverde 38 insieme a Lecce, Montespaccato, Catania, Nitor Brindisi e Siracusa ormai condannate ai play-out, anzi c'è la Giovanni Rocca che può fare lo scherzetto alla Nitor e al Siracusa. Per quanto riguarda il calendario, Catania, Giovanile Rocca, Gelbison, Lecce, Grifone Gialloverde, Monte Spaccato, ovviamente Matera, Frosinone, Nitor, Brindisi, Salernitana, Palermo, Trastevere, Villarica, Roma, riposa in questo turno il Siracusa. Vi terrò aggiornati anche sui campi di Palermo e di Villarica. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi qui per Matera, Frosinone.
Amici della Lega Nazionale Dilettanti, ben ritrovati dal campo sportivo Pipe. Le squadre stanno per entrare in campo, allora andiamo a vedere quali sono le scelte dei due mister. Partiamo dal tecnico Francesco Foglietta. 4-2-3-1 per le giallo-blu, Nardi tra i pali, Contena a destra, Silvi a sinistra. Le due centrali di difesa sono Vaccari e Capitan Stibel. I due mediani Neddar e Kollova, a destra Maier, sulla tre quarti, a sinistra Sgambato e Tata dietro a Matilde De Matteis. Sponda a Matera invece soltanto 11 convocate. E allora andiamo subito a vedere le scelte del tecnico Giuseppe Lanzolla. Cuta in porta, difesa 4, Schino a destra, Ventura a sinistra, in mezzo Trotta con Bonasia. Cabina di regia per La Torre, centrodestra Chiapperini, centro di sinistra Sjostrom, lì davanti Fanelli a destra, Sgaramella a sinistra e Koronkiewicz punta centrale. Arbitrerà l'incontro il signor Luca Schifone di Taranto. I due assistenti sono Tiziano Gesualdi e Giuseppe Del Gemo di Policoro. Ovviamente sponda Frosinone, occhi qui, orecchie a Palermo e a Villarica. 3 punti di differenza dal Trastevere con la Roma e il Frosinone. Al Trastevere basta un solo pareggio per andare in Serie B. In caso di parità o col Frosinone o con la Roma, spareggio tra le due. In caso di tutte e tre a 67 ci sarà la classifica avulsa con Roma e Trastevere a quota 7 punti, il Frosinone a 2 e dunque lo spareggio sarà tra Roma e Trastevere. C'è ancora una corona vagante questa Serie C, l'hanno già presa la Spezia e il Venezia rispettivamente nel girone A, nel girone B. Qui il Trastevere ha una ghiottissima chance per essere la terza promossa in Serie B. Il Frosinone che non si conclude oggi il cammino delle ragazze di Francesco Foglietta, perché tra una settimana andranno a Palermo a giocarsi la semifinale di Coppa Italia. Il Matera invece è uscito per colpa della differenza reti nella fase a girone contro Lecce e Nitor Brindisi, entrambe a 4 punti Lecce e Matera. Per differenza punti è passata la squadra pugliese. Matera che non è andato a segno per ben 6 volte in campionato, non vince da un mese, dallo 0-3 contro il Grifone giallo-verde. In mezzo poi c'è il riposo e le sconfitte e i pareggi, scusate, con Gelbison e Lecce. Frosinone invece ha tenuto la sua porta inviolata per ben 16 volte in campionato su 27. L'andata era finita 6-2 per le Ciociare, con la tripletta di Spagnoli, oggi assente il gol di Musolino, di Fiore e di Collova. Sjostrom e Fanelli per quanto riguarda le ragazze di Lanzolla. Tutto pronto qui al Pipe. Sarà il Matera a dare avvio quest'ultima giornata di campionato. Sarà proprio Koronkiewicz a suonare la campanella iniziale. 3 gol per la polacca qui a febbraio dall'Est Virginia State University. È iniziata Matera Frosinone con il lancio lungo di La Torre sulla sinistra a trovare Ventura, ma trova prima Contena che limita subito l'avanzata della numero 19. Dunque rimessa per il Matera. Primo anno qui per Sara Ventura, classe 2002, stata acquistata dal Ravenna. In qualche modo Maier tiene bene il pallone a galla, serve tra le linee Tata che si va a schiantare addosso a Sjostrom. Alla fine perde il pallone ma soltanto in un primo momento. Kollova si gira, si rigira, accomoda Neddar. Tata, Kollova, Silvi.
nel lancio di Stibel, posizione regolare di De Matteis, anzi no, si alza in ritardo la bandierina del direttore Tiziano Gesualdi, era sgusciata via. Numero 38, 6 gol in campionato più 1 in Coppa Italia per Matilde De Matteis, lei che ha segnato gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma nell'1-1, poi il Frosinone è riuscito a vincere ai calci di rigore, così come ai quarti contro il Ravenna, soltanto che il finale è stato, anzi il parziale è stato quello di 0-0. Scenardi, Vaccari, viene incontro Colloa, ma ignora la numero 8, contenta Neddar, si abbassa Koronkiewicz, qui poi sbaglia la numero 4, rimessa per il Matera. Ventura con le mani, incontro Koronkiewicz, l'ultimo tocco è di Neddar, si replica dunque la rimessa laterale per il Matera, sempre con Ventura ad avere il possesso del pallone, slaccia Sgaramella, poi l'ultimo tocco è della 16. Primi minuti di questo Matera Frosinone, si è giocato completamente sulla parte lontana del vostro schermo. Stibel si slaccia Silvi sulla sinistra, poi si alza la numero 3, Stibel porta il pallone, lancia in profondità, chiude Trotta, poi Fanelli si schianta addosso a Stibel, l'ultimo tocco è del capitano Ciociaro, rimessa allora per Aschino, lei che viene dalle giovanili del Bari. Schino, Sjostrom, poi il tocco di La Torre, chiude Stibel, Silvi tocca il pallone quanto basta per favorire l'incursione di Sgambato, che ora prova a dare una palla in una zona del campo molto defilata, chiude benissimo Trotta, poi resiste sul doppio pressing prima di De Matteis e poi di Sgambato, lamenta un calcio di punizione il Matera, alla fine calcio di punizione non arriva, arriva la rimessa laterale. 3 minuti che se ne sono andati di questo Matera Frosinone, toccata di testa Koronkiewicz, palla che si spegne sulla rimessa laterale. Silvi ricomincia all'indietro da Stibel, un gol per Lucrezia Romana Silvi nella vittoria per 6-1 del 3 novembre contro il Siracusa. Contena, Vaccari, si abbassa questa volta Colloa, attende si alzi Stibel, alla fine duetta con l'altro mediano Neddar. Vaccari, Sgambato, nel frattempo ha cambiato il lato del campo, lasciando spazio a Silvi che sta facendo in pratica l'ala di attacco di sinistra, e Stibel sta facendo il terzino. Colloa si abbassa, Vaccari, arriva il cross, chiude il Matera, vi sarà calcio d'angolo, il primo di questo pomeriggio per il Frosinone. Intanto vi segnalo che hanno invertito il lato del campo Maier e Sgambato. Sarà proprio la numero 10 a battere il primo corner qui alla Pais. Arriva il traversone sul secondo palo e poi la traversa del Frosinone. Stata Colloa prenderla, la spizzata e la traversa scheggiata della numero 27 Colloa. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per Maiacuta. Stacca Neddar, occhio perché c'è Sgaramella qui sulla sinistra, corre con lei Contena. E allora si pareggiano i conti dei corner 1-1. Ora avrà la chance Koronkiewicz da calcio d'angolo. Andata incontro Fanelli, poi è stata ignorata Koronkiewicz.
andrà con il mancino in area, vediamo se è teso pure sul secondo palo, arriva teso sul primo, prova ad uscire il Frosinone, alla fine c'è stato un fallo in attacco per quanto riguarda le ragazze di Giuseppe Lanzolla, calcio di punizione comodo per il Frosinone. 6 minuti e 35 sul cronometro. Nardi a raccogliere il pallone sotto questo caldo asfissiante. Tanto 0-0 anche a Palermo e a Villaricca. Neddar chiama il pallone Silvi, che sta giocando altissima qui sulla sinistra del campo. Stibel al centro difesa, in poche parole non c'è stata mai la numero 27, perché si abbassa Colloa, che ha giocato da difensore nella penultima edizione del Viareggio Woman. Si è abbassata, addirittura sgambato. Sono invertite le posizioni le calciatrici di Foglietta. Qui il lancio di Colloa, non trova nessuna maglia giallo-blu, allora si riprenderà da Cuta. Maglia Cuta, arrivata a gennaio dal Kotepe in seconda divisione in finlandese, che ha giocato anche in prima con Loiko. È stata per parecchio tempo nel giro della nazionale Under 19 finlandese. Qui il lancio è preciso, poi non si può dire la stessa cosa dello stop di La Torre. Koronkiewicz, Sjostrom, palla troppo lunga per Fanelli, che è entrata poche volte nel vivo delle azioni questo pomeriggio. È vero che la partita non è iniziata neanche da 10 minuti, però da una calciatrice come lei ci si aspetta decisamente di più. Nardi, Vaccari, vedete come si abbassano sempre Neddar e Colloa. Alla fine il pallone lo ha Maier, che ha rinvertito la zona del campo con sgambato. Qui intanto chiude Bonasia. Contena cerca Gloria in avanti e trova De Matteis, che usa il fisico per tenere a distanza di sicurezza Chiapperini. L'ultimo tocco alla fine è di Ventura, rimessa per il Frosinone. Contena, De Matteis, e alla fine chiude ancora una volta la difesa bianco-blu. Chiapperini, che sta giocando più da centro-sinistra che da centro-destra. Ancora Contena con le mani, viene contro anche Tata, infatti il pallone per la 17, che poi con il tacco alza per Collova. Alla fine il Matera esce proprio con Sjostrom, c'è la chiusura puntuale di Silvi. Fanelli in avanti, ha toccata alla fine Stibel e non Sjostrom. Sjostrom ancora, si lotta su quella porzione di campo. Fanelli a terra, è tutto regolare, prova ad uscire il Frosinone, alla fine esce soltanto Koronkiewicz, poi palla complicata verso Chiapperini, che la gestisce bene. Ventura, Maier va a ruggire lì, poi il pallone ancora del Matera. Fanelli entra bene dentro il campo, Chiapperini in avanti per Sjostrom, che di tacco cercato una giocata molto particolare, anche molto difficile. Alla fine il possesso se lo gode Stibel. Nardi, si abbassa come sempre Neddar. 4 gol per la marocchina. Kram Neddar, che ha giocato anche un mondiale Under 20 con il Marocco. Tanto il pallone lo ha ancora il Frosinone. De Matteis, cercato la ruleta lì al limite dell'area, alla fine ha perso il pallone, così come Fanelli. Contena alza il cross alla ricerca di De Matteis. Cuta, poi Tata di testa e ancora Cuta. Eccola la prima occasione per il Frosinone, nata dai piedi di Contena, poi prima De Matteis e poi Tata.
Entrambe le calciatrici di Foglietta hanno trovato le mani pronte di Kuta. Koronkiewicz, Sgaramella, costretta a rincorrere il pallone. Gioca il pallone in avanti ancora per Koronkiewicz, poi pallaccia questa sinceramente per Chiapperini. Vaccari, Nardi, Colloa, si alza come sempre Silvi, ma si gioca ancora una volta sulla parte destra del campo. Neddar prova ad accentrarsi Maier, alla fine però il pallone è defilato per la numero 42, prova a chiudere l'avventura, si lotta, anche qualche maglia tirata, alla fine ne esce vincitrice Maier, poi è lei che trattiene la numero 6 Chiapperini, è il terzo pallone che ha recuperato questi primi 10 minuti. Ventura, centra Fanelli, vediamo se viene cercata dalla 19, no, perché il pallone alla fine va sulla testa di Neddar. Prova a ripartire il Frosinone con Tata chiusa dalla difesa bianco-blu, soltanto in un primo momento però Maier senza neanche guardare allarga sulla sinistra per Silvi, cross, Tata addormenta per il destro di Maier tra le braccia di Kuta. Tutte 0-0 tranne a Catania, perché è passata in vantaggio la squadra siciliana contro la Giovanile Rocca per 1-0. Questo risultato sprofonderebbe la Giovanile Rocca in eccellenza. Maier, c'è il taglio di Tata, ma c'è anche il piede di Chiapperini. Sgambato, gioca ancora una volta da quella parte di campo, il pallone non giunge sui piedi di Tata che si lamenta poi con la sua collega numero 10. Sgaramella, placcata da due maglie gialle, alla fine vince Collova. Contena, in avanti prova a chiudere Bonasia, due tocchi, si spara il pallone verso il centro del campo, chiuso da Contena. Collova, Contena, c'è sempre Silvi da sola qui sul lato sinistro del campo, ora il Frosinone la vede, vediamo se riesce a servirla. Stibel non mi sembra intenzionata, infatti il pallone è centrale, forse c'è stato un tocco di braccio di Trotta, completamente casuale e fortuito tocco di mano. Rimessa Frosinone, Stibel, Colloa, Sgambato, in incontro Maier, alle prese di nuovo con Ventura. Contena, Sgambato, chiude ancora benissimo Chiapperini. Sgaramella, non sgasa sulla sinistra del campo. E allora arriva il cross di Sgambato, De Matteis, il pallone rimane lì, alla fine si salva il Matera. Il tocco dolce di Matilde De Matteis non basta al Frosinone. Ci sono state un paio di deviazioni lì sulla linea di porta. Forse l'ultima a toccare è stata Trotta. Alla fine si salva la formazione di Lanzolla. E dunque secondo corner per il Frosinone. Sgambato. Battere ovviamente questo corner. Sono 6 maglie, anzi 5 più una al limite. Arriva Sgambato, chiude il Matera. Chiude Bonasia che ha preso anche un colpo dal proprio portiere. Alla fine Maier riconquista il pallone, non riesce ad uscire il Matera. Contena, stop e si alza la testa. Alla fine si accontenta Stibel. Colloa prova a premere il Frosinone in questi ultimi minuti. Silvi entra dentro il campo, poi spazia ancora sulla sinistra, è stata toccata sull'esterno del piede Sgambato da parte di Schino, dunque calcio di punizione per il Frosinone. 16 gol in stagione per Flavia Sgambato, 14 in campionato più 2 in Coppa Italia.
4 reti in meno rispetto allo scorso anno, dove in campionato ne ha fatti ben 18. Eccola Flavia Sgambato, 2 in barriera per Cuta, fischia l'arbitro, arriva il cross di Sgambato alla fine sul secondo palo, è stato il tocco di Vaccari, c'è stata anche la deviazione della numero 14 Bonasia. Allora terzo corner per il Frosinone, sempre Sgambato con Maier che parte sempre dal limite. Vediamo Sgambato che cosa sceglierà. Credo il cross, infatti così è. Parte poi Collova palo e poi di nuovo si salva il Matera. De Matteis in seconda battuta, Collova palo e poi De Matteis alto. Clamorosa chance per il Frosinone, gigantesca come quella di qualche minuto fa, dove è stata Trotta a mettere pulizia sulla propria porta. In questa occasione invece il Fato ha salvato il Matera. Ventura in avanti, scivola Sgaramella, ne approfitta Contena, ancora prova ad andare sulla destra, serve Maier, arriva il cross troppo profondo per tutte, non ci arriva Schino, ci arriva l'altra numero 3, ovvero Silvi, e punta Schino, entra dentro l'area di rigore, Silvi, arriva il cross, chiude il Matera e poi Chiapperini allontana, non esce il Matera, rincorre Stibel ma rincorre anche Nardi. Contena, ci avviciniamo al 20° minuto di questo Matera Frosinone, ancora 0-0. Collova, Neddar, c'è Koronkiewicz a fare da schermo alle due play, arriva il traversone sulla destra per Maier, limitata soltanto da Ventura, il pallone ancora della numero 42, arriva il cross, poi Ventura, grande rimontone su quella porzione di campo, concede il minimo calcio d'angolo. Stava rischiando grosso ancora una volta la difesa di Giuseppe Lanzolla. Quarto corner per le gialloblu, Sgambato, area di rigore più trafficata del solito, arriva il cross troppo profondo anche in questa occasione, Stibel non può arrivarci, poi continua la sua corsa verso il centro della difesa. Fanelli va a chiudere proprio Stibel, l'ultimo tocco è della numero 2, il pallone sì è uscito, allora Stibel lascia l'incarico a Silvi. Stibel, che ha giocato nelle giovanili della S Roma e nella primavera della Lazio. Aurora Stibel, secondo anno qui, è già capitano per quanto riguarda Francesco Foglietta, punto cardine anche della rappresentativa femminile. Intanto c'è un calcio di punizione per il Frosinone, si avvicina Flavia Sgambato. Vediamo se riuscirà ad ampliare ancora di più il suo bottino stagionale. Tanto Contena è andato a prendersi le indicazioni del suo mister in panchina e poi neanche approfittato per dissetarsi. Sgambato, fischia l'arbitro, va con il destro Sgambato, Cuta, una sorta di bacher e poi riesce a bloccare il pallone Maia Cuta. Lancio lunghissimo del portiere, occhio perché si può scatenare Koronkiewicz, prova a chiudere Contena alla fine da portiere a portiere con uno sgambetto di Koronkiewicz a Contena. Decide di non estrarre il cartellino giallo il signor Luca Schifone di Taranto
soltanto un colloquio verbale con la polacca. Palla a Nardi. Vaccari. Si abbassa Kollova. Poi Stibel. Kollova ancora, Contena. Torna a premere il Frosinone, arriva il cross per De Matteis e poi alla fine vediamo se riesce a uscire il Matera soltanto in un primo momento. Silvi raccoglie, ce l'ha sul mancino Silvi, la porta avanti con la suola, c'è forse un tocco di un braccio lì dentro l'area di rigore di Schino, tutto regolare per il direttore di gara, altro rischio, soprattutto brivido per il Matera, che ora prova a limitare De Matteis. Alla fine concede il corner Sjöström, quinto calcio d'angolo per il Frosinone, sempre uno sgambato che va a raccogliere la sfera. 7 gol intanto per la classe 96 Anna Sjöström. Arriva il cross di sgambato sul secondo palo, toglie la minaccia Trotta, poi prova ad uscire Koronkiewicz, bel duello con Contena, alla fine la numero 18 gli passa avanti, confeziona il possesso ed ha tempo anche per pensare e costruire una nuova azione. Silvi, Kollova, Neddar un po' sparita dai radar in questi ultimi 10 minuti. Eccolo il filtrante della marocchina, poi De Matteis che non è rapida a salire sul secondo pallone. Tata, prima frazione di tempo più a contenere il possesso che a provare l'affondo per il trequartista Tata. Kollova ce l'ha sul destro, alla fine allarga, ha dosato male la potenza la numero 27, era slacciata bene comunque Contena su quell'out. Gran primo tempo di entrambi i terzini di Francesco Foglietta, ovvero Contena e Silvi. Cooling break. Quando siamo al 24esimo minuto, ha segnato intanto la Roma in vantaggio a Villarica. Finché il Trastevere pareggia non ci interessa poco il risultato di Roma e Frosinone. Ovviamente la Roma con questa vittoria confezionerebbe il secondo posto nel girone C. Diciamo che la partita che interessa a tutti è quella di Palermo. Ovviamente Roma e Frosinone stanno tifando la squadra rosanero. Proviamo ad entrare dentro le panchine. Tecnico Lanzolla e anche il suo vice prova a parlare più con Trotta. Ora viene richiamata anche Fanelli. Quattro gol in stagione per Antonia Fanelli, la prima stagione qui in maglia bianco-blu, che ha giocato anche in Serie B, poi nella primavera di Lazio e Arezzo. Si riprenderà dunque con una rimessa per il Matera. Ventura chiude Contena, poi possesso giallo-blu, può rientrare in campo Schino perché si è fermata pochi minuti fa per un affaticamento muscolare. Sgambato Silvi, sempre libera la numero 3, stavolta sceglie di giocare di prima il pallone per Sgambato. Lungo possesso palla delle giallo-blu,
Contena attende il pallone De Matteis, arriva il cross proprio per la 38, esce Cuta, il pallone rimane lì, Neddar non riesce a fare l'avvoltoio, poi prende anche un colpo alla gamba, si rialza ora la marocchina, sgambato, suola e poi si torna ancora su quel manto erboso. Tata, stop, così e così, non si intende con Neddar che intanto fa fatica a correre. Si ferma la numero 4, vediamo se c'è bisogno di una sostituzione per lei. Chiapperini in avanti, non trova Sgaramella. Neddar ora si è rialzata e poi si è riaccasciata a terra. Subito un colpo, Ikram Neddar. Dunque gioco fermo dopo un minuto dalla cooling break. Ha segnato anche il Trastevere a Palermo. E dunque fin qui la squadra di Claudio Ciferri con tutti questi risultati, anzi basterebbe soltanto il risultato di Palermo per incoronare la terza regina della Serie C, ovvero il Trastevere. Vince il Trastevere, vince la Roma Calcio Femminile, non sta vincendo il Frosinone, è andata vicinissima, almeno per 3 volte al vantaggio. Tanto qui si dissetano tutte, fanno anche bene perché fa un caldo allucinante qui al Pipe di Matera. Sgaramella, Vaccari. Si deve ripetere la rimessa laterale. All'esito tanto è sempre lo stesso perché il pallone viene riconsegnato al Frosinone. Nardi, da libero. E poi Sgambato che agisce da play. Contena. Stibel. Silvi che parte da terzino ma in pratica è un'ala di attacco. Vaccari. Incontro ancora Sgambato. Tanto il Matera si ricompatta tutto lì verso il centro del campo e anche in difesa. Contena. Sgambato che invece di fare l'esterno fa il difensore centrale. Un po' tutto campiste le calciatrici di Francesco Foglietta. Stibel. Silvi, stop orientato verso il centro del campo. Poi cambia lato verso Sgambato. Controllo e carica il destro. Cuta in 2 tempi ancora. Ma la tiene sempre lì Cuta. Bonasia. Sgaramella. Prova a tenere a distanza di sicurezza Sgambato e ci riesce. Il rilancio di Ventura sui piedi di Vaccari che poi in scivolata non riesce a limitare i danni. Sjostrom. Fanelli. Entra dentro il campo. Fanelli. Tentato il cross. C'è la chiusura di Neddar che nel frattempo si è ripresa benissimo. Schino. Ai limiti del regolamento questa rimessa laterale. Sjostrom, arriva il cross, lo stop di Koronkiewicz, chiude Vaccari, poi alla fine prova ad uscire il Frosinone con Silvi, viene incontro De Matteis, va lunga Maier, il pallone è al centro del campo per Tata, si allunga il Frosinone. Neddar. Contena. Viene ancora incontro Sgambato, sta dappertutto la numero 10. Ancora Sgambato, sfida Chiapperini, poi a domestica per Contena, arriva il cross, esce il Matera, Sjostrom alle prese con Neddar che gli passa avanti, poi non riesce a tenersi stretta questa rimessa laterale. La rimessa allora è per le bianco-blu. Fanelli non ci arriva. Silvi, il Frosinone ha già riconquistato palla. Sgambato.
chiama palla Silvi e questa volta viene accontentata e come? Punta Silvi, se ne va sulla sinistra, entra dentro l'area, arriva il cross, Kollova, Neddar non riesce il tocco verso la destra del campo, alla fine si accartocciano due calciatrici, una per parte, alla fine il possesso sarà del Matera. Sembra una partita simile come di quella che è stata tra Frosinone e Gelbison, con il Frosinone che in pratica ha fatto la gara per 90 minuti, poi ha perso 1-0, subito un tiro ed ha subito anche la sconfitta. Frosinone lungo possesso palla, tante belle azioni, però c'è poca cinicità lì davanti. Sjöström, Contena lascia scorrere il pallone, anche perché il possesso sarà giallo-blu. Vaccari, Nardi, poco più di 12 minuti al termine del primo tempo. Silvi in avanti non trova Sgambato, mette tutti d'accordo Trotta, Kollova, Tunnel e Stibel. Sgambato, vediamo un po' di che l'ultimo tocco è di Sjöström, dunque rimessa ancora per il Frosinone. Facciamo un giro sugli altri campi. Catania sta vincendo per 3-1 contro la Giovanile Rocca, 1-1 tra Gelbison e Lecce, 0-0 tra Grifone Gialloverde, Montespaccato e Nitor Brindisi e Salernitana, 0-1 a Palermo e a Villarica. Stanno vincendo Trastevere e Roma Calcio Femminile. Vaccari in avanti per Tata, di prima e poi il destro di Kollova, termina tra le braccia di Kuta. ...11 gol in campionato per Rossella Tata, primo anno qui per la classe 98. Eccola proprio Tata che prende il tempo a Chiapperini, poi alla fine la Torre recupera il possesso, non c'è fallo, bella palla in avanti per Sgaramella, sarà presa in controtempo la numero 16 e dunque Nardi con il possesso tra i piedi. Qui sbaglia Silvi, sbaglia il Frosinone, Koronkiewicz, Sgaramella, Fanelli, stop, si va sulla sinistra da Ventura, a Chiapperini scusate, di tacco ancora per Fanelli che ha cambiato il lato del campo, prova a contenerla Contena e alla fine ci riesce, ma la rimessa è bianco-blu. Ventura, la rimessa sarà lunga, in avanti Koronkiewicz, Ventura non riesce a trovare uno spiraglio il Matera per mettere il cross, alla fine prova a sfondare Ventura, spalla a spalla, Ventura ancora il pallone in campo, Ventura sul secondo palo, Sjöström non ci arriva e Silvi prova a far ripartire le sue compagne e colleghe, 1-2 che va a buon fine, anzi no, palla troppo lunga quella di Kollova. Qualche secondo se lo prende Sjöström. Koronkiewicz vince il duello. La Torre in avanti per Sgaramella che prende il tempo a Vaccari, ancora Sgaramella dentro l'area, 10 al termine, Sgaramella ancora, si butta dentro Sjöström, il pallone per Fanelli, ancora Fanelli, alla fine Antonia Fanelli si va a schiantare addosso a Silvi che non ha sbagliato praticamente nulla in questo primo tempo. Maier allunga Matilde De Matteis, saggiamente ricomincia Maier, poi alla fine non passa il pallone ma c'è fallo, ha presa Chiapperini, dunque punizione per il Frosinone. Battuto subito, un Sgambato che allarga sulla destra, arriva il cross di Contena, qui Kuta e il pallone che è entrato, il pallone è entrato, ha segnato Contena, Frosinone avanti al 37esimo.
L'ha sbloccata anche la formazione di Francesco Foglietta con Contena, il suo secondo gol in campionato per la classe 2004, dopo quello del 23 marzo nel 5-0 contro la Giovanile Rocca. Dalla destra è arrivato un tiro cross, qui c'è tanto di Cuta sinceramente. Sto pallone ha varcato la linea della porta, poi Trotta non è riuscita a gettarlo via in tempo e dunque Frosinone avanti. Cuta in avanti, rincorre Vaccari, il pallone è troppo lungo per tutte e dunque sarà Nardi a rimettere in gioco il nuovo possesso. Stibel, sempre Silvi lì a dare supporto e appoggio. Neddar, Contena, c'è Silvi che tocca la linea laterale. Neddar sceglie di nuovo di giocarla verso la destra del campo, viene incontro la tedesca Maier, Sgambato che paradossalmente è ultima perché gioca dalla mancina. Arriva un altro cross di Contena, questa volta Cuta esce bene, la blocca anche di prima, attende il riposizionamento delle sue compagne in campo. Ventura imprecisa su Sgaramella, rimessa Frosinone. Primo anno con il Matera per Isabel Sgaramella, 8 gol in campionato per lei. Ultima stagione ha giocato al Molfetta, che è stato retrocesso, ha quadruplicato i gol dello scorso anno, ovvero da 2 a 8. Diciamo che c'è stata anche una notevole crescita per lei qui a Matera. Sgambato, arriva il cross dentro per Tata, alla fine la prende ancora una volta Maier Cuta. Una spina del fianco qui Silvi, la potete vedere con il numero 3 avanti e dietro di continuo, sta mettendo anche in difficoltà Schino sulla destra. Schino che qualche minuto fa si è anche accasciato a terra poco prima del cooling break. Ricordiamo che il Matera non ha sostituzioni, si è presentata in 11 qui al Pipe, invece di sostituzioni ne hai come Francesco Foglietta. Ne dico una su tutte e anche una a caso, Denise Licari. Tanto qui è stata atterrata Sjostrom sull'intervento di Capitan Stibel. Ancora nessun cartellino estratto dal signor Schifone di Taranto. Non solo Licari in panchina, anche Leone Zavarese per Francesco Foglietta. Sarà Ventura a battere questo calcio di punizione. Si attende solo il fischio dell'arbitro per la punizione, che arriva ora. Parte Ventura, forte dentro, stacca di testa Tata. Kronkiewicz dà una nuova vita al pallone. Trotta, Ventura in avanti, Fanelli non ci crede abbastanza, Contena limita, poi qui Sgaramella, Sjostrom va col mancino,
sulla schiena di Collova. Occhio perché può ripartire il Frosinone con malizia. Trotta ha trattenuto De Matteis, anzi era Bonasia e non Trotta. Alla fine è stato fischiato fallo alle gialloblu, fallo a Rossella Tata. Cuta per questi ultimi 3 minuti di primo tempo. Gran lancio comunque di Cuta, come anche grande incornata di Stibel. Ventura viene incontro Koronkiewicz, poi prova a sgusciare via, trattenuta in maniera irregolare da Contena. Ora sale il Matera, punizione non affidata a Ventura ma affidata a Koronkiewicz. Si riempie l'aria, salita anche Trotta con Bonasia invece che rimane dietro a difendere insieme a Schino. Arriva il cross di Koronkiewicz, svetta la difesa giallo-blu e poi prova ad uscire sgambato e lo fa benissimo. Silvi prova a galoppare sulla zona mancina del campo. C'è Maier in posizione irregolare ma il pallone è dall'altra parte per De Matteis che se la sposta sul mancino. Eccola servita ora la tedesca. Maier vorrebbe girarsi, Maier, Ventura la contiene e c'è il sesto calcio d'angolo di questo pomeriggio per il Frosinone. Due minuti al termine. Tanto ha raddoppiato il Trastevere a Palermo. Serie B sempre più vicina per le trasteverine. Sgambato dalla bandierina. Arriva il cross, Neddar non ci arriva, poi si ritrova il pallone. Vaccari addosso a Schino. Si salva ancora il Matera. Koronkiewicz. Contromovimento e alla fine finta di corpo, prova ad uscire con Sjostrom. Pallaccia qui della svedese. Palla che si perde tra le gambe del nostro operatore. Stibel. Nardi. Vaccari. Contena intanto si sovrappone a Maier. Attacca con 5 calciatrici. Francesco Foglietta. Neddar. Sgambato. Incontro Maier. Vaccari. Vediamo se lancia, perché mancano 30 secondi al termine. Qui passa Maier! Fuori di un soffio. Andata vicinissima Noel Maier al suo 11° centro in stagione, la classe 2003. Col mancino è andata di pochissimo a lato. Il Neddar non fa rimbalzare il pallone. De Matteis. Neddar apre il piattone sulla destra per sgambato. 3 tocchi, 4 tocchi, alza la testa e carica il cross sulla schiena di Chiapperini. È una seconda chance Flavia Sgambato, questa volta saggiamente ricomincia da Neddar e poi arriva il cross. Tata tentato l'acrobazia, poi qui prova a sfondare Maier, ha toccata con un braccio la numero 42. Tanto sono scaduti i primi 45 minuti. È passato avanti il grifone giallo-verde. Sta vincendo 4-1 il Catania. Sempre 0-2 per il Trastevere, 0-1 per la Roma. Stesso risultato anche qui al Pipe tra Matera e Frosinone. Sta decidendo Contena. Silvi. De Matteis in netto fuorigioco. Bravissima Silvi a ricominciare, a non farsi ingolosire da quella traccia che si era aperta in zona offensiva. Vaccari. Tata. Stop ancora di Vaccari. Sgambato.
Uno sguardo al cronometro. Il direttore di gara lascia ancora giocare Silvi, un passo in mezzo a due maglie bianco-blu. C'è Silvi. Prova ad andare via De Matteis. De Matteis dentro e c'è il gol di Noel Maier. Ha raddoppiato poco prima dello scadere del primo tempo il Frosinone. È 0-2. E a questo punto sono 11 i gol in stagione per Noel Maier e 10 in campionato. Sale dunque in doppia cifra la tedesca. Grande galoppata di De Matteis che si è andata a prendere il pallone sulla zona sinistra del campo. Personalità per Matilde De Matteis. Poi il cross rasoterra, il cioccolatino per Maier. Frosinone ha raddoppiato. Cuta. Lancia in profondità. Sgaramella arriva dopo di Contena. Scadono i primi 45 minuti. Finisce qui. Frosinone avanti per 2-0 nell'assegno di Contena e di Noel Maier. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi qui per il secondo tempo di Matera Frosinone. Amici della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio, siamo al centro sportivo Pipe per seguire la gara tra Matera e Frosinone, valevole per l'ultima giornata. Siamo in compagnia del mister della Matera, Giuseppe Lanzola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Mister, un giudizio su questa stagione? È una stagione ottima, abbiamo disputato un grande campionato, al di là delle aspettative, siamo contenti e niente, adesso siamo arrivati alla fine, speriamo oggi sia una bella partita. Come si affrontano queste squadre che sono anche professionistiche, magari come il Frosinone, che magari sono anche un po' più attrezzate? Come si affrontano? Niente, con tanta forza di volontà, con umiltà, perché sappiamo che il Frosinone è una squadra più forte, quindi ho detto alle ragazze di essere umili, di restare concentrati, di lavorare per tutti i 90 minuti con tanto sacrificio e poi alla fine quello che sarà sarà. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo mister. Può avvenire Angelo Rubino, preparatore atletico della Matera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Mister, chiamo anche lei mister, come si allenano queste ragazze? Fa un caldo assordante. Diciamo che il caldo fa parte del nostro clima, del nostro percorso, quindi un atleta che si abitua a allenarsi con delle temperature così alte vuol dire che può avere dei rendimenti alti. C'è differenza tra allenare una ragazza più matura o una ragazza molto più giovane? Diciamo sì, quella matura ci può dare un'esperienza in più sulle giovani e questo per noi è stato un vantaggio aggiunto in questo campionato dove le atlete con delle esperienze maggiori hanno dato alle più piccole un aiuto sul campo. Perfetto, grazie mille, complimenti, in bocca al lupo mister. Sponda giallo-blu, abbiamo il direttore Alfio Serafico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Direttore, occhi su questa partita ma orecchi anche a Palermo, come sta vivendo quest'ultima giornata? Sarà una giornata emozionante, a 90 minuti dalla fine del campionato siamo ancora in lotta, anche se diciamo non possiamo gestire noi il nostro destino, quindi attendiamo notizie dagli altri campi e daremo il massimo su questo come abbiamo fatto ogni domenica. Quanto è importante la Coppa arrivati a questo punto? La Coppa è un trofeo nazionale
dove abbiamo incontrato veramente le squadre di tutti e tre i gironi. Ci riempie di orgoglio andare a giocare una semifinale a Palermo e anche lì daremo il massimo per cercare di ottenere magari una finale che sarebbe un obiettivo importante e anche storico per il Frosinone femminile. Perfetto, grazie mille, complimenti Grazie e a in voi, bocca al buon lupo lavoro. direttore, grazie. Può venire il tecnico della Frosinone, Francesco Foglietta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Mister, meno 3 punti dal primo posto, rimpiange qualche punticino lasciato per strada? No, come ogni anno ci giochiamo tutto fino all'ultima giornata e per me non rimpiango nulla perché è stato un percorso di crescita. Ogni giorno che mi faccio questa domanda penso alle le emozioni che ho provato con queste ragazze, giovani e forti ragazze, con le quali abbiamo fatto un percorso con degli obiettivi precisi, una crescita collettiva e individuale di tutto il gruppo, quindi sono contento della stagione che abbiamo fatto. Oggi ci giocheremo questa bella partita e penseremo a quello che dovremo fare la settimana prossima contro il Palermo in Coppa. C'è un dato molto caratteristico di voi, 16 partite senza subire gol sulle 27 giocate, soltanto 2 punti però contro Roma Calcio Femminile e Trastevere. Ci può spiegare come mai? Allora, sicuramente siamo una squadra ben organizzata dove il lavoro difensivo è studiato nei minimi particolari, purtroppo le partite importanti, le partite decisive abbiamo avuto anche dalla nostra parte tanta sfortuna perché abbiamo giocato i 2 big match del ritorno in 10 per tutta la gara, quindi c'è un 3-3 con il Trastevere che vedere il primo tempo Frosinone-Trastevere dava per scontato che la vittoria era nelle mani del Frosinone. Purtroppo il calcio è bello anche per questo, perché c'è stata una rivalsa grande del Trastevere, noi abbiamo giocato in 10 gli ultimi 10 minuti e purtroppo è arrivato il pareggio. Merito al Trastevere e non demerito alle nostre ragazze che hanno dato fino all'ultimo minuto, si sono date da fare e hanno provato a portare la vittoria a casa. Perfetto, grazie mille mister, in bocca al lupo contro il Matera e anche in bocca al lupo per la Coppa Italia. Grazie mille. Dal centro sportivo di Pipe è tutto, a tra poco per il secondo tempo.
Amici della Lega Nazionale Dilettanti, ben ritrovati al campo Pipe per Matera Frosinone. La squadra di Francesco Foglietta sta conducendo per 2-0 nel segno della catena di destra, ovvero Contena e Nalmaier. Sta vincendo però anche il Trastevere 2-0 sul campo del Palermo, sta vincendo anche la Roma e quindi non cambia nulla. Per quanto riguarda la classifica, Trastevere salirebbe a quota 70, salirebbe anche in promozione, mentre Roma e Frosinone chiuderebbero così il loro campionato a quota 70 punti, non la stagione, almeno per quanto riguarda il Frosinone, perché domenica 8 giugno ci sarà la semifinale. È partita la gara, è partito anche il tiro di Tata dalle braccia di Kuta, un po' colpevole il portiere finlandese sul primo gol. Tiro cross di Contena, sì, era insidioso, però poteva fare decisamente di più. Non ci sono cambi, anche perché il Matera ne ha convocate soltanto 11 questo pomeriggio. Si scaldano invece le calciatrici. Ciociare in panchina, su tutte Denise Licari. Qui pallaccia di Stibel, ci arriva Sjostrom, punta da sola la difesa avversaria, poi addomestica per Koronkiewicz e Nardi in due tempi. Sjostrom, posizione irregolare della numero 9, l'ha vista brutta qui il Frosinone. Gran mancino comunque Koronkiewicz dalla lunga distanza, brava anche Sjostrom ad andare sulla ribattuta. Alla fine fuorigioco confermato dal signor Tiziano Gesualdi di Policoro. Punizione già battuta dal Frosinone. Neddar, Stibel, l'incontro De Matteis addirittura con Tata che va a prendere il suo posto. Gira sulla sinistra per Silvi, Collova confeziona il possesso all'indietro. Tanto con questi risultati la giovanile Rocca retrocederebbe in eccellenza. Maier, 1-2 che va a buon fine sulla destra con Contena, poi si allunga troppo il pallone, colei che ha aperto le marcature alla mezz'ora circa. C'è Kuta a rimettere il pallone in gioco sui piedi però di Maier, va sulla seconda Chiapperini, poi prova a sgusciare via la torre e ci riesce. È stata toccata al polpaccio da Rossella Tata. Calcio di punizione per il Matera. Kuta a battere, occhio perché lei può andare secondo me anche in porta da quella posizione, perché ha un grandissimo calcio. Portiere del Matera, parte proprio Kuta, diretta, non importa, posizione un po' più defilata. Chiude Contena, poi Maier tocca male il pallone. Contena prova a non far girare l'avversario, ci riesce ma non riesce a non concedere la rimessa laterale. Contena ancora a svettare. Chiapperini, poi Koronkiewicz va col mancino sulla spalla di Collova, rincorre il pallone Nardi. E allora comodo possesso per il Frosinone. Non sono passati neanche 5 minuti in questo secondo tempo, quest'ultima partita di campionato. Ci saranno ovviamente i play-out che in questo momento sarebbero Montespaccato Siracusa e Catania Nitor Brindisi. Collova, Silvi, l'incontro Tata ma non viene trovata nella maniera migliore
Giro palla giallo-blu. Sta per entrare Denise Licari. Cambia lato sgambato. Contena. Vaccari. Sgambato. Ruota ancora il pallone, il Frosinone. Stavolta in zona Silvi. Arriva il cross per De Matteis. Libera Bonasia. Un'altra chance Silvi. All'indietro questa volta. Colloa. Vaccari. Arriva il traversone De Matteis. È 3-0 Frosinone. Ha segnato anche Matilde De Matteis. Settimo gol in campionato, ottavo in stagione per la classe 2002. Gran cross dalla destra di Vaccari. Se non ci fosse arrivata la numero 38 ci sarebbe stata comunque Rossella Tata sul secondo palo. Eccolo il momento di Denise Licari al posto di Neddar. Si ricomincia a giocare con Koronkiewicz all'indietro da Cuta. Non è la prima volta che vediamo un'azione del genere. Qui Licari gioca subito il suo primo pallone. Vaccari. Contena. Licari da play. Ma in zona Silvi. De Matteis. Stop. Ancora da Licari. Vaccari. Vediamo se riesce a replicare ciò che ha fatto pochi minuti fa, ovvero il cross splendido che ha favorito l'incornata vincente di Matilde De Matteis. Contena. Dos Avventura. Si è sentita poco in questo secondo tempo la numero 19. Sgambato. Si gira. Ce l'ha sul mancino. Alla fine consegna il possesso per De Matteis. Alla fine possesso scippato dal Matera soltanto in un primo momento, però. Ma anche in un secondo, perché il pallone lo ha Sgaramella. E poi palla persa dal Matera. Licari gioca all'indietro da Vaccari. In controcollo a possesso per Licari. Tata. Sgambato. A duello con Trotta. Sgambato. Vorrebbe passare. Non c'è calcio di rigore. Contatto tra Schino e Sgambato. Leggera trattenuta qui per Sulla, numero 10. L'arbitro ha lasciato proseguire Contena. Subito in avanti a mettere in moto Maier. La chiude Ventura. Poi Sjostrom. Non riesce ad uscire il Matera. Grande gioco di prestigio della tedesca Maier, che recupera anche il pallone. Non c'è fallo su Chiaperini. Silvi. Qui addomestica male il pallone. Non vi è sembrato che la numero 3 volesse mettere fuori il possesso, invece sì, è così. E allora gesto di sportività della numero 3 di Francesco Foglietta. Ha messo fuori il pallone per favorire il recupero di Chiapperini. Silvi, un po' di spazio. Arriva il cross. Tata tocca il pallone, ma non quanto basta per calare il poker. Dunque rimessa per Cuta. Tanto Trastevere sta vincendo 4-0. La tripletta di Tarantino. E dunque Trastevere sempre più vicino alla Serie B.
Vaccari. Ancora la numero 8 a portare avanti il pallone. Ora va a giocare in profondità Licari, si abbassa Collo a Vaccari. Sgambato De Matteis, appoggio verso Silvi, poi sgambato, Collova ha un po' di spazio, preferisce allargare ancora da Contena, arriva il traversone sulla schiena di Sjostrom, poi chiede scusa al numero 18. C'è un altro cambio, entra Zavarese al posto di Contena. Grandissima gara per Contena, che non mi sto riferendo soltanto al gol, ma tante galoppate lì sulla destra del campo, parecchi cross insidiosi soprattutto nel primo tempo, non questo, ovvero quello di pochi secondi fa. Nel primo tempo si è fatta sentire come, così come Silvi dall'altra parte. Nel primo tempo il gioco si è costruito di più sulla destra del campo che sulla sinistra, c'è la Silvi completamente sola più di ogni occasione. Vaccari incontro De Matteis, ma dolcisce male il pallone, poi sguscia via Koronkiewicz. Sjostrom entra nella zona rossa, La Torre in profondità verso Sgaramella, limita il possesso il Frosinone, ma la palla ce l'ha ancora Sjostrom. Schino, Koronkiewicz vorrebbe il mancino, alla fine contenta Ventura che trova il cross mal calibrato dalla numero 19 e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo. Bernardi, un gol campionato per la classe 94 Flavia Vaccari il 27 ottobre nello 0-3 contro la giovanile Rocca. Prima stagione qui, lei che viene dal Meran e dunque è una che sa come si vince questa categoria. L'ha già fatto lo scorso anno proprio con il Meran. Silvi, Licari in avanti, poi non riesce a girare bene il pallone Tata. Il rinvio di Cuta, vediamo chi trova. Silvi o Sgaramella, alla fine trova la numero 16 all'indietro, non riesce a giocarla per Fanelli, colpa di Sgambato. Licari di testa, Tata non riesce a girarsi, c'era Fanelli lì a fare bene il gioco sporco. Duetta Stibel con Colloa, Vaccari, Vallex Meran, si defila qui sulla destra Zavarese, ignorata però dalla numero 8. Silvi entra dentro il campo, Maier, sombrero di Maier, sguscia via, poi c'è il mancino pericolosissimo di Denise Licari. Gran duetto lì tra Maier, che ha protetto benissimo il pallone, alla fine sbucata Denise Licari, gran mancino il suo, non è riuscita però a trovare il diagonale vincente. 6 gol in campionato, più 1 in Coppa Italia, prima stagione per lei. Qui va via il Matera con una Sgaramella, deve però fare i conti con il ritorno di Stibel. Silvi, un po' di spazio, Vaccari, si slaccia ancora una volta Zavarese, vediamo se viene premiata questa volta dalla numero 8, no, perché decide di andare da De Matteis. Colloa per Licari, le due si intendono anche perché hanno giocato insieme al Palermo
lo scorso anno. Collova, incontro sgambato, allunga Licari, sgambato ricomincia da Collova che è ultima. Eccola Licari, Collova, fermo il Frosinone, questa sì che è una novità, forse anche stanco, punteggio inchiodato sul 3-0. Sul tabellino ci sono finite Contena, Maier e De Matteis. Sgambato, allarga questa volta la Zavarese, 2 tocchi all'indietro da Vaccari. Abbiamo appena superato il quarto d'ora. C'è stata la sporcatura di Sjostrom. Vaccari. C'è il movimento di Tata non visto dalla numero 8. Ancora Vaccari. Sgambato con l'esterno destro ad allargare sulla sinistra per Silvi. In avanti corre De Matteis, pallone troppo lungo per la numero 38, il protagonista della terza rete del Frosinone. Facciamo un rapido giro sugli altri campi. Catania sta vincendo per 4-1 contro la Giovanile Rock e sta condannando le bianco-blu all'eccellenza. 1-1 tra Gelbison e Lecce, 2-0 per il Grifone giallo-verde in casa contro il Monte Spaccato, 0-0 tra Nitor Brindisi e Salernitana, Trastevere avanti per 4-0 contro il Palermo, 2-0 per la Roma Calcio Femminile. Arriva intanto il cross sul secondo palo, prova Silvi a iscriversi sul tabellino, è stata la chiusura di Bonasia con le ciociare che volevano anche un calcio di rigore. Possesso comunque lo hanno loro con Collova, grande gesto tecnico, poi si schianta addosso a Fanelli. Rimessa per il Frosinone, una Vaccari che riconsegna il possesso a Zavarese, che a sua volta lo riconsegna alla numero 8. Giro palla giallo-blu, sgambato Licari, Collova, Silvi, arriva il cross di Silvi, Maier, 2 tocchi, Maier ancora, alla fine non addolcisce in zona Zavarese e Ventura che non esce. Matera non ha calciato in porta questi primi 17 minuti della ripresa, è un monologo della squadra di Francesco Foglietta. Vaccari, incontro sgambato, come sempre mi viene da dire. Collova, stop col mancino e di destro si va in zona Silvi. Prova ad entrare dentro il campo, poi Stibel, Silvi, alla fine il possesso lo hanno sempre le ragazze in maglia giallo-blu. Vaccari, 2 tocchi, poi va col collo destro, Cuta. Con calma Cuta, da Ventura. Sara Ventura che è nata in Francia da genitori italiani, ha fatto le giovanili alla Lione, anche una convocazione in nazionale under 20, classe 2002, che ora prova l'assist per Sgaramella. Pallaccia nella numero 19. Silvi, De Matteis gioca a muro, pallone viene chiamato ancora una volta da Zavarese, ancora una volta però si gioca dal lato delle panchine, così come il primo tempo. Punizione per le ragazze di Francesco Foglietta. Vaccari, sgambato, Zavarese è pronta al cross, la numero 30 che arriva ora, prova a limitare Bonasia, poi sul secondo palo non riesce a dare una nuova vita al pallone De Matteis.
Rimessa per il portiere finlandese Maija. 20° sul cronometro. Tanto ha segnato il Catania 5-1. Eccellenza sempre più vicina per la giovanile Rocca. Qui corre sul pallone Vaccari, corre anche Sjostrom. Alla fine il possesso è sempre del Frosinone. Licari è presa con Fanelli, la limita la numero 2, che forse ha preso anche un pestone dall'ex Palermo. Stibel, Vaccari. 4-3-3 compattissimo delle ragazze di Lanzolla. Zavarese in controttata, ecco la servita la numero 17, ha 2 ostacoli da superare, Ventura e Bonasia. Alla fine preferisce andare dietro da Maier. Vaccari, altro cross, questa volta non c'è nessuna ad attaccare il secondo palo. E dunque palla che si spegne sul fondo. Cuta al rinvio. Cercare Koronkiewicz o Sgaramella, alla fine trova soltanto Denise Licari. Stibel. Licari. Colloa. E rinizia di nuovo il monologo giallo-blu con Vaccari. Zavarese. C'è il taglio di Maier. Gli viene preferita sgambato. Poi ancora Zavarese. Vaccari. Colloa. Licari. C'è il taglio dentro di De Matteis. Palla troppo profonda per Matilde De Matteis. E ancora di nuovo la rimessa dal fondo per il Matera. C'è un altro cambio. Abbandona il rettangolo di gioco Vaccari. Ed è entrata a Leone. Un gol in campionato per la classe 2007. Elisa Leone nella vittoria per 6-1 contro il Siracusa del 3 novembre. Giovanissima. Qui va a terra Tata. L'arbitro lascia giocare. Maier prova l'affondo destro. Alla fine c'è il cross, ma c'è anche la chiusura di Bonasia. A terra Tata. Intercettato il possesso Rosa Maria Lorenza Bonasia, classe 87. Quanto riguarda il tecnico Giuseppe Lanzolla, così come la sua collega di reparto Ilaria Trotta. Lei 2 gol in campionato, lei che ha dato addio, che diede addio al calcio nel 2023, poi ci ripensò e tornò a vestire la maglia bianco-blu del Matera. Il cross di sgambato non è dei migliori, chiude il Matera. Frosinone che ha una nuova chance per ampliare ancora di più il risultato. La rimessa sarà battuta da Zavarese con Colloa che torna a difendere. La sola Sgaramella. Qui Licari ci arriva, ma ci arriva in una seconda battuta anche Bonasia, appunto. E terzo corner di questo secondo tempo per il Frosinone. Come sempre sarà sgambato a battere dalla bandierina. Arriva il cross di sgambato sul secondo palo, chiude la difesa bianco-blu, raccoglie Maier. Alle prese c'è Sgaramella, saggiamente Maier ricomincia
Poi si cambia lato, ma c'è Sjostrom che controlla con il petto. Prova a trasformare l'azione. Koronkiewicz protegge la sfera. Koronkiewicz resiste al recupero di De Matteis. Ventura. Koronkiewicz non filtra pallone. Bravissima De Matteis anche in fase di copertura e di recupero. Licari lascia il pallone a Silvi che ce l'ha sul mancino. Maier, arriva il traversone di Maier per Sgambato che non lascia uscire il pallone. All'indietro la Zavarese, si riempie l'area di rigore della Matera. Sgambato contro Ventura, Sgambato non favorisce Licari. Bel duello qui tra Fanelli e Licari, classe 2005, Denise Licari, così come Antonia Fanelli. Zavarese, lunga, Tata protegge e poi c'è Leone con la punta, mette dentro, c'è Sgambato dalla limite, Sgambato, elastico di Sgambato dentro l'area di rigore e neanche sgambettata, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Grandissima giocata di Flavia Sgambato, ne aveva due lì davanti, finta di andare sulla destra, è andata sulla sinistra del campo con malizia, è stata stesa da Schino e dunque rimessa dal fondo per Acuta. Chiapperini non ci arriva però Ventura. Cuta, De Matteis va a ringhiare. Cuta allora decide di liberare il pallone dalla propria area, preferisce giocarla sulla zona mancina del campo. Rimessa Matera, Chiapperini viene incontro, chiusa ancora una calciatrice del Frosinone, si tratta questa volta di Rossella Tata. Chiapperini, c'è il taglio di Sjostrom, c'è anche la diagonale perfetta di Zavarese. Nardi, Stibel, Leone, Zavarese, bel lancio in profondità, cercare Tata, trova soltanto la testa di Bonasia. Poco più di un quarto d'ora al termine dell'ultima giornata di campionato. Licari, Silvi non passa su Fanelli che vorrebbe la rimessa laterale, dice di no il signor Luca Schifone di Taranto. Silvi con calma, De Matteis, le prese con Schino. De Matteis usa il fisico e lo usa anche bene perché porta a casa un'altra rimessa laterale. Stibel, ricomincia all'indietro il Frosinone. Collova, Leone, Sgambato, è lì vicina, viene premiata ora dalla numero 14. Licari, quasi un tiki-taka quello del Frosinone, tanto, forse anche troppo possesso la metà campo avversaria. Zavarese, stop orientato verso il centro del campo. Collova, Stibella, vedete si ritorna di nuovo a sinistra con Sgambato, interpellata ora. Poi Silvi non riesce a sfondare, c'è ancora la chiusura di Sjostrom, sta facendo una partita più da difensore che attaccante, la numero 9. Silvi, incontro Tata, ma c'è Maier ad attendere il pallone dentro l'area di rigore avversario. Eccolo il pallone per la tedesca, il pallone non è dei migliori quello di Collova,
corso tantissimo la numero 27. Un errore giustificabile. C'è Cuta. Si avvicina alla 21esima vittoria in campionato per quanto riguarda il Frosinone. Ne ha pareggiate 4, ne ha perse 3. Anche la miglior difesa del girone C. Seconda in questa categoria soltanto alla Spezia. Frosinone ha subito 15 gol, la Spezia ne ha subite 12. La Spezia è stata la prima regina di questa Serie C quest'anno. Andrà a giocarsi la Serie B la prossima stagione, così come il Venezia, che è stata la seconda. Il Trastevere sta per essere la terza incoronata questa stagione. Pesano parecchi punti per quanto riguarda la squadra giallo-blu. Quei 2 punti persi in casa contro il Trastevere in vantaggio a 10 dalla fine sul 3-1, partita che poi finisce 3-3. Con la vittoria delle Ciociare sarebbe stata tutta un'altra stagione e oggi molto probabilmente staremo a parlare di un'altra cosa. Ventura, pressing di Maier che la limita, la butta giù. Alla fine Ventura prende anche il calcio di punizione. Concede ora la distanza a Maier. Licari di testa, De Matteis, la va a chiudere Bonasia. Tata di prima per Sgambato, posizione regolare, Sgambato pensa al destro, se la sposta sul mancino, Bonasia, un'altra chance, Flavia Sgambato va a terra sul contatto con Schino e arriva allora il calcio di rigore per il Frosinone. A terra Sgambato sul fallo di Schino. Flavia Sgambato che si prende anche il pallone, andrà lei dagli 11 metri. Fischia l'arbitro. Parte Sgambato, sono 17 in stagione per Flavia Sgambato, è 4-0 Frosinone. 15 in campionato, più 2 in Coppa Italia, a meno 1 dai gol dello scorso anno. Ora viene anche coccolata dalle sue compagne. Tanto sono pronti altri cambi, anzi un altro cambio, perché si è tolta la pettorina Fontana. Andiamo al posto di chi? Di Maier. Dovrebbe uscire Maier. Siamo certi che Maier abbandonerà il campo. Ed eccola sì, Fontana. Entra la Fontana. Dunque 4-0 per la squadra di Francesco Foglietta. Dopo i gol di Contena, Maier appunto, De Matteis, arriva la rete anche di Flavia Sgambato. De Matteis che ha lasciato anche il campo qualche secondo fa a favore della numero 13 Fontana. Si riprende a giocare con il lancio di Cuta a trovare la coscia di Collova, che
che oggi ha fatto una partita da difensore centrale. Lei che è nata a Messina e era già difensore centrale. Intanto qui seguiamo l'azione, anzi no, perché tanto c'è fuori gioco segnalato dal direttore di gara. Dicevo, nasce come difensore Collova, come centrocampista, scusate, poi dopo è diventata difensore centrale dal Palermo. Poi è stata rimessa in campo da Francesco Foglietta al centro del campo. Oggi ha fatto un po' tutto, mediana, play, difensore centrale, insomma lì dietro ha fatto un po' tutto. La numero 27 l'ha fatto anche benissimo, direi. Nardi, Licari, Leone, eccola Collova. Non ha mai calciato il Matera a questo secondo tempo, ha avuto due chance nel primo, il secondo 0, sgambato, non affiltra il pallone, fa buona la retroguardia Trotta, poi Licari ad ampliare il gioco, c'è Ventura però col mancino a disinnescare l'azione avversaria. Chiapperini, La Torre, lancio per Ventura di petto, Zavarese e poi Tata, Collova, Silvi, stanchissime le ragazze di Giuseppe Lanzolla, ricordiamo non hanno i cambi in panchina, dunque giocano le stesse 11 che hanno iniziato. Il sgambato esce, Zavarese, stop, riconsegna il pallone alla fantasista giallo-blu, gioco di gambe di sgambato, poi Zavarese, tocca col mancino, sgambato ancora, arriva il cross, chiude Trotta, poi Licari, va con il sinistro, che gol di Denise Licari, è 0-5. Un siluro di Licari. Che bellezza. Sono 8 i gol in stagione per la classe 2005 e 7 in campionato. Giocatore maiuscolo, Denise Licari. Tanto c'è un altro cambio, si tratta di De Matteis che abbandona il rettangolo di gioco. Entrata Portaro con il numero 6. Cuta, lancia in avanti, fa scorrere Collova. Ripetiamo i marcatori: Contena e Maier nel primo tempo, poi De Matteis, sgambato, e Licari nel secondo. Stibel non perde neanche questo duello. Licari, Sjostrom, vediamo se riesce a regalarsi una gioia il Matera, non in questa occasione. Sbaglia La Torre, non sbaglia però Trotta. Ancora La Torre, fa un ottimo passaggio, riconsegna la sfera, il pallino del gioco alla Frosinone. Zavarese, Leone, Licari. Ci avviciniamo al 40° minuto di questa ultima partita. Frosinone sta dilagando per 5-0, così come il Trastevere a Palermo. E dunque Trastevere sempre più vicino alla Serie B. Giovanile Rocca sta
perdendo per 5-1 a Catania, sempre più vicina all'eccellenza. Collova, Portaro, Zavarese, si butta dentro Fontana, pallone che sbatte sulla schiena di Ventura, rimessa per il Frosinone. Collova, Licari, fa scivolare il pallone sulla sinistra per Silvi. Lei non è entrata nel tabellino, ma che partita di Silvi, mamma mia, partita gigantesca. A parte non ha mai giocato in difesa, ha giocato sempre in zona offensiva. Stibel in avanti proprio per Silvi, che per poco non va vicino al 6-0. L'ho chiamato quasi la gol di Silvi. L'ha toccata Cuta, anche se guarda incredula il direttore di gara, dice di non averla toccata. Ma c'è il calcio d'angolo. Batte Leone. Arriva il cross sul terzo palo, non sul secondo. Alla fine prova a sgusciare via il Frosinone da quella parte di campo, non ci riesce, però sgambato. Cuta, facciamo un ultimo giro dei campi. Catania Giovanile Rocca 5-1, Gelbison passare in vantaggio, anche raddoppiato, 3-1 in casa contro il Lecce, 2-1 sta vincendo il Grifone gialloverde contro il Montespaccato, 1-1 tra Nitor e Salernitana, 0-5 per il Trastevere, 0-2 per la Roma calcio femminile sul campo del Villarica. Zavarese si butta dentro Tata, viene preferita Licari, c'è una traccia per Portaro, la vede Licari, alla fine il Frosinone perde il possesso. Sgaramella, lancio di Schino, trovare soltanto la diagonale di Zavarese, è entrata piuttosto bene in partita la numero 30. Licari, qui non passa Leone, passa invece il Matera, che riconfeziona il possesso all'indietro con Cuta. Ora si butta avanti Ventura, il pallone è per la numero 19, precisissima con i piedi Cuta. Si gira, si rigira, entra dentro il campo Koronkiewicz. Ventura si butta dentro Sjostrom, Zavarese di testa, rincorre Tata, rincorre anche la torre, poi Tata sbaglia il passaggio, Schino dall'altra parte per Sjostrom, buono l'aggancio con il piattone, poi intervento su Stibel in maniera dura, calcio di punizione per il Frosinone. Non Stibel ma Collova, si rialza ora la numero 27. Nardi, Licari, Silvi, palla in avanti, prova a difenderla Tata, sgambato, arriva il cross per Fontana, palla lunga, Ventura rincorre, vanno a terra tutte e due, alla fine sarà una comoda rimessa dal fondo per Cuta. Meno di 2 minuti al termine di questa ultima giornata. Rilancio di Cuta, Sjostrom addomestica
taglio di Koronkiewicz, corre insieme a Kollova che gli prende il tempo, vediamo se riesce ad evitare la rimessa e anche l'affondo avversario. Direi 10 e lode per Kollova, non benissimo sul passaggio. Poi Zavarese riconquista, Licari, Silvi, ancora la numero 21, c'è il taglio di Fontana qui sulla destra, favorita Sgambato sulla sinistra, a duello con Trotta, Sgambato va col destro, di un soffio fuori, vicinissima al 18° gol in stagione Flavia Sgambato. Finisce qui, finisce anche il campionato per Frosinone e Matera, la vince la squadra di Francesco Foglietta. Nell'assegno di Contena, Maier, De Matteis, Sgambato e Denise Licari, dunque un sonoro 0-5 alla formazione di Giuseppe Lanzolla. Il Trastevere che intanto è volato in Serie B, abbandona invece la categoria la giovanile Rocca. Frosinone che si siede in terza posizione, non è finita però la stagione delle ciociare perché tra una settimana andranno a Palermo per la semifinale di Coppa Italia. Il Matera mantiene il quinto posto ai play-out, Montespaccato e Siracusa. L'altra partita sarà Catania e Nitar Brindisi. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ma rimanete sintonizzati su questo canale perché a brevissimo ci saranno le parole dei protagonisti.
Antonia Fanelli? È terminato l'incontro tra Matera e Frosinone, ha vinto il Frosinone per 5-0, siamo in compagnia dell'esterno offensivo della Matera, Antonia Fanelli. Buon pomeriggio Antonia. Buon pomeriggio. Ti chiedo un giudizio su questa sconfitta. Sì, sicuramente il Frosinone è arrivato qui con tante aspettative di vincere e soprattutto con la motivazione più importante, cioè quella della promozione. Noi invece li abbiamo aspettati comunque con la consapevolezza che non ci sono i playoff, quindi l'incentivo per giocarcela non c'è stato. Però comunque siamo orgogliosi della stagione fatta perché ci siamo portati a casa tantissime vittorie, anche quella contro il Trastevere, contro il Palermo all'andata, che sono state sicuramente, è stato un coronamento di tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto perché siamo sempre stati in 11 e anche mentalmente non è facile. Beh, ci credo, poi penso con questo caldo eravate stanchissime l'ultima mezz'ora, avete messo i bastoni tra le ruote a parecchie forze appunto come anche Gelbison, Trastevere, Palermo, poi avete perso qualche punto per stare in questa stagione, sei comunque soddisfatta? Sì, ribadisco, è stata una bella stagione e comunque nonostante appunto le 1000 difficoltà non siamo state da meno, penso, a nessuna squadra, tranne appunto questi ultima in cui venivano a mancare tutte le risorse e le forze. Perfetto, grazie mille, ti faccio un immenso in bocca al lupo per la prossima stagione Antonia. Ciao. Grazie, ciao. Può venire Collova e Denise Licari. Ormai sei di casa, Denise, terza intervista. Buon pomeriggio Collova. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Denise. Buon pomeriggio. Iniziamo da Collova. Difensore, mediano, insomma, sai far bene tutto. Che partita è stata? Allora, sapevamo che fosse una partita difficile, soprattutto in questo campo, però l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi e sicuramente si è visto già in campo, quindi l'abbiamo affrontata per come sapevamo, gioco palla a terra, 2 tocchi, insomma una bella partita da parte nostra. Non è finita qui la stagione, Denise, perché la prossima settimana c'è il Palermo, il vostro Palermo. Sensazioni? Belle, sempre bello giocare a casa, diciamo. Sarà una partita difficile perché conosciamo bene la squadra, non mollano mai, però oggi si è concluso il campionato, però la stagione ancora no perché abbiamo una semifinale di Coppa molto competitiva, dai. Il giudizio, anzi il voto sul gol te lo dà lei. Che voto diamo al gol di Denise? 9,5 dai. Dal centro sportivo Pipe è tutto, una buona serata da Matteo Bonacorsi.